Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Il Festival per l'Educazione di Vittorio Veneto, voluto dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, ovvero la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Ringraziamo anche le molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e tutti i media partner che hanno aiutato a promuovere il nostro festival in tutta Italia. Infatti abbiamo moltissime persone che si collegano e interagiscono con noi proprio da tutta la penisola. Questa sera ci troviamo al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. E quindi salutiamo tutto il pubblico molto numeroso che ci sta seguendo online. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per questo supporto. Ricordo a tutti che potete trovare tutte le informazioni o scaricare il programma del festival dal nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove trovate fra l'altro anche il materiale della precedente edizione che è stata la prima. Il titolo di quest'anno è Che gioia, perché come educatori, come comunità educante ci siamo interrogati sul valore della gioia e su come trovarla o ritrovarla nelle nostre vite. Non solamente per noi adulti, ma anche e soprattutto per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi ai quali ci proponiamo come insegnanti, educatori e dei quali siamo genitori. Quindi avrete visto che nel nostro programma ci sono moltissime personalità, veramente delle persone di grandissimo valore, di grandissima cultura, che stanno dando un contributo meraviglioso a questo festival. Si stanno a questo punto ormai avanzato del festival creando delle connessioni straordinarie tra le parole di diversi esperti di diverse discipline che, parlando da diverse angolature dello stesso tema, finiscono per dare un contributo utilissimo e spesso per dire le stesse cose che ci stanno a cuore. Veramente un fermento straordinario che sta avvenendo questa settimana e che continuerà anche per tutta la giornata di domani. Insieme a me qui sul palco del Teatro da Ponte sono presenti l'assessore Antonella Uliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, che ringraziamo per essere qui, e Antonella Caldart, assessore alle politiche scolastiche, giovanili, per la famiglia, le pari opportunità e sociali. All'assessora Antonella Caldart il compito di legare la serata che si svolge qui, il concerto che state per ascoltare, al senso del nostro festival. Grazie Marco, bentrovate e bentrovati a tutti coloro che ci hanno seguito in queste giornate e benvenuti invece a coloro che sono qui per il concerto. Ci possiamo chiedere perché ci sia un concerto all'interno di un festival che parla di educazione. E allora uso le parole che sono appena state dette, parole dette poi cantate da Battiato, e cioè i bambini, le bambine, i ragazzi. Le ragazze sono esseri speciali di cui noi vogliamo prenderci cura e con i quali vogliamo stabilire relazioni. Ecco, queste sono un po' le basi, il pensiero di base del nostro festival. Abbiamo analizzato, anzi siamo partiti da un'affermazione molto forte che ha fatto una delle nostre ospiti, la dottoressa Lucangeli, una psicologa, e che ci ha detto che la gioia, il nostro cervello, soprattutto nel post-pandemia, in particolare riferendosi ai più piccoli, il cervello dei ragazzi e delle ragazze non è più in grado di produrre gioia. La gioia è un sentimento e viene prodotto dal nostro cervello. Gli effetti della pandemia sui ragazzi sono stati così devastanti da impedire al loro cervello di continuare a produrre gioia, quindi i ragazzi non provano più la felicità, la vera felicità. E allora ricercano felicità, tipi di felicità effimera in luoghi e in situazioni che certamente non sono positive per loro, quindi si rifugiano in dipendenze sia dai social che da sostanze, oppure
rifuggono o si uniscono in questi famosi gruppi che poi divengono le baby gang, e fino a soffrire. Alcuni si estraneano completamente, abbiamo fenomeni di hikikomori sempre più frequenti, oppure hanno patologie, disturbi alimentari, patologie vere e proprie, dallo stress all'autolesionismo, fino purtroppo anche ci hanno detto che il numero di suicidi tra i ragazzi sta aumentando in modo preoccupante. Dopo queste analisi di ciò che sta succedendo al mondo dei più giovani, abbiamo cercato di capire con i nostri esperti, che giustamente, come ha detto Marco, provengono da settori completamente diversi. Abbiamo cercato di capire quali possano essere i metodi, le metodologie, le strategie a nostro uso e consumo, a nostro di educatori, di adulti, per riportare i ragazzi in una dimensione a loro consona, in una dimensione dove prevalga la cosiddetta gioia, la felicità. Bene, e arriviamo alla musica. Proprio ieri sera la professoressa Mortari ci ha spiegato come una delle modalità per ritrovare gioia sia attraverso l'esperienza in particolar modo del bello. Il bello che si può trovare nell'esperienza al contatto con la natura, il bello che si può provare davanti a un'opera d'arte, il bello che si può provare con la musica. Abbiamo quindi provato a ricreare questa sensazione, anzi il bello della musica, per vedere se anche noi possiamo provare veramente gioia, questa felicità così ambita. La musica che cura, perché poi non è solo una sensazione, la base del nostro festival è stata quella sempre di partire da presupposti scientifici per arrivare poi a delle conclusioni. E questo è molto importante perché ci aiuta come educatori a prendere atto di situazioni e di modalità che possono realmente essere calate nella vita, nel rapporto nostro con i ragazzi. La musica quindi è dimostrato scientificamente che possa avere un effetto positivo sul nostro cervello, quindi possa veramente creare delle emozioni. Ora, di musica che cura meglio di me parlerà senza dubbio la mia collega, assessore alla cultura. Io voglio solo concludere ricordando a chi magari non ci ha seguito che se per caso vi sia venuta voglia di capire che cosa questi esperti hanno detto, tutti gli eventi rimangono online disponibili sulla pagina del sito www.educhiamocivittorioveneto.it. È una specie di cassetta per gli attrezzi, sempre a disposizione di tutti, e i cassetti possono essere aperti proprio in base alle necessità anche del momento. Grazie per la vostra presenza e lascio ad Antonella la parte culturale del tutto. Grazie Antonella. Io devo dirvi che nel momento in cui ho visto il programma così ricco, articolato, denso di personalità e di contenuti importanti, che è quello dell'Educhiamoci di quest'anno, queste giornate fantastiche per l'educazione che si stanno rivelando davvero un successo molto importante per la nostra città. Questo ci viene, mi pare, no, Antonella, riconosciuto ormai da tutte le persone che partecipano. Bene, ma dicevo, nel momento in cui ho visto il programma, mi sono sentita fare questa domanda appunto da IEM, da chi stava progettando questa serie di importanti eventi ed appuntamenti. E la domanda è questa: ma cosa ne diresti se ci inserissimo anche un concerto? Accidenti, ma perché no? E come? Sicuramente. E poi questo concerto. Io non posso che ringraziarvi, voi di IEM, per averlo voluto intensamente e per avercelo portato qui e per averlo inserito all'interno di queste giornate così importanti e così impegnative. Perché sì, è vero,
È verissimo, la musica cura, la musica è bellezza, la musica, lo sentivamo prima da Guerrera, è il coinvolgimento della sensibilità, ma di tutte le sensibilità che caratterizzano la nostra umanità, il nostro essere uomini. Allora mi è piaciuta moltissimo quell'immagine che ho appunto sentito della musica di Battiato che vediamo con gli occhi, che ci propone le immagini. Bellissima quell'immagine dei dervisci danzanti anatolici, di quei movimenti, quel coinvolgimento che ci cura, che ci fa bene, che ci fa provare delle emozioni. È appunto la bellezza della musica. E allora se la musica di Battiato, sono perfettamente d'accordo, mentre l'ascolti ti fa vedere concretamente delle immagini, beh, quello che accade secondo me nella musica senza le parole, nella musica pura, diciamo, senza le canzoni, cioè nella musica che riesce, e questo è stato sperimentato, è stato studiato già a partire dall'Ottocento, riesce con le sue vibrazioni a farti percepire e vedere all'interno di una sala come questa lo spettro dei colori. Tu vedi, riesci a percepire oltre al suono anche il colore. È il tema importantissimo nella musica della sinestesia. Quindi io sono felice di essere qui questa sera. Vi ringrazio ancora tutti di essere presenti qui fisicamente, coloro che sono collegati. Ringrazio tantissimo ancora, davvero, anche a nome tuo, di tutti noi, IAM, perché hanno messo in piedi delle giornate dell'educazione incredibili e hanno avuto davvero la sensibilità di inserire anche questo momento importante di musica, perché si è parlato durante questo festival di tutte le arti e la musica questa sera ci sta particolarmente bene. Grazie, grazie a tutti. Grazie infinite Antonella Oliana, Antonella Caldart, e quindi siamo pronti per il nostro concerto. Il concerto l'abbiamo intitolato, come avete capito, La musica che cura. Avremo questa sera con noi, qui a Vittorio Veneto, Fabio Cinti. Fabio Cinti è autore e musicista. Ha realizzato 8 album, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, Morgan, Nada, Paolo Benvenu, Pasquale Panella. Ha lavorato come consulente musicale per 7 edizioni della trasmissione X Factor, affiancando il giudice Morgan. Nel 2018 ha vinto la targa Tenco per il suo La voce del padrone, un adattamento gentile. Adattamento per quartetto d'archi, pianoforte e voce del celebre album di Franco Battiato del 1981. Fabio Cinti ha studiato filosofia e da sempre se ne occupa, in particolare di estetica, e questa sera è qui con noi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Russo, per il nostro concerto La musica che cura. Buon ascolto e buona visione a tutti.
Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Nei vestiti bianchi a ruota echi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno. Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Grazie. Una volta Franco Battiato, quando andavo a trovarlo, si andava ogni tanto a casa di Franco, era una specie di luogo di pellegrinaggio alle pendici dell'Etna, in un posto meraviglioso, a Milo, e aveva sempre qualcosa da raccontare, aveva sempre qualcosa da dirci, oppure qualche consiglio. Io insomma ero innanzitutto un fan, oltre che un suo, così tra virgolette, discepolo, allievo. Quindi quando stavo così io ho imparato a cantare con lui. Quando ero con lui, quindi gli chiedevo sempre dei consigli, e lui una volta mi disse, perché dicevo: Franco, ma com'è possibile cantare con la voce di testa, così, con il naso, come fai tu, come si fa a cantare in quel modo incredibile? E lui mi disse: devi prendere una candela accesa, naturalmente, devi soffiare sulla candela e fare in modo che con il respiro la fiamma rimanga in diagonale, che detta così sembra facilissimo. Quando ci ho provato la candela si è spenta, naturalmente, però quello è un esercizio di disciplina incredibile per la voce. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
pomeriggio, quando il sole ci nutriva, di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. A wonderful summer on a solitary beach, against the sea, le grand hôtel cigales magiques, mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Alessandro Russo. Grazie mille. Se ce n'è qualcuna che conoscete, immagino di sì, potete cantarla, anche visto che peraltro è una brutta settimana in cui sono un po' giù con la voce, per cui se mi aiutate, almeno con quelle famose. La prossima, grazie. La prossima è tratta da un bellissimo disco, il primo disco di Franco, 1979, in cui dopo un lungo periodo di sperimentazione, di 10 album addirittura e qualche canzone degli anni 60, il primo disco, dicevo, considerato dalla critica anche del tempo pop, anche se di fatto pop non era neanche poi così tanto. L'era del cinghiale bianco, la canzone si intitola Magic Shop. C'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma, e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo Amanda Lear. Vuoi vedere che l'età dell'oro era appena l'ombra di Wall Street. La falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi. E più si cresce, più mestieri nuovi i manifesti e i muri, i mantra e gli arehare a 1000 lire, l'esoterismo di René Guénon
strani, i Buddha vanno sopra i comodini. Deduco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier. Grazie mille. Era una versione che faceva Franco negli ultimi live che io trovavo splendida, così aveva tolto anche una frase finale legata al Papa che alla fine, diciamo, negli ultimi anni aveva trovato evidentemente non tanto sconveniente quanto forse poco elegante. 1981 esce l'album tutt'oggi più famoso di Battiato, che è La voce del padrone. 7 canzoni che sono assolutamente 7 singoli, incredibili, tutte meravigliose secondo me. Quella che però io in assoluto preferisco per ragioni sia che vanno indietro nella mia infanzia, eccetera, ma anche proprio per ragioni tecniche di scrittura, è forse quella meno pop di tutte, quella più intimista, diciamo così, che si intitola Segnali di vita. Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Sottofondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Grazie infinite. Una volta nel backstage di un palco, c'eravamo io e Alessandro
dovevamo aprire un concerto di Franco, eravamo stra-emozionati, potete immaginare, anche perché poi lui non è che era via, insomma si metteva lì dietro le quinte, così, e guardava. Quindi diciamo davanti c'erano 2000 persone, ma non era il problema, non erano loro il problema, era lui che lì guardava dal buio. Poi era molto simpatico perché poi insomma, si faceva 3-4 pezzi, si suonava insomma un quarto d'ora così, e quando poi andavamo via, ma avete già finito, non vanno lanciato delle bottiglie di pomodoro? No, veramente, allora continuate, no? Tanto che minchia. Molto simpatico. In una di quelle occasioni io un giorno gli chiesi, non mi ricordo però, comunque insomma in una di quelle occasioni gli chiesi: Franco, ma qual è la canzone, una delle tue canzoni preferite, qual è quella che canti volentieri? E lui ci pensò un po', scherzò con altre cose eccetera, e poi mi ricordo bene che nominò questa canzone stupenda che è, in realtà non è uscita in nessun album, ma è un lato B di un singolo. La canzone si intitola Stage Door ed era il dietro di Shock in My Town, che era il singolo di Gomma Lacca uscito nel 98. E mi colpì molto perché poi quella canzone l'ha reinserita in un altro album successivo, che era una raccolta che si intitolava Innere Saughe. Questa canzone è stupenda, anche molto dura. Ve la facciamo sentire. Mi sembra di viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline, in un insieme irridente di parche voglie. Celebro il mio vanto, i miei sensi, la mia unicità. Furono giorni di stanchezza assurda e depressiva, di una totale mancanza di lucidità, quando ti chiedi in qualche letto sconosciuto che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità. Sapessi che dolore l'esistenza, che vede nero dove nero non ce n'è. Il fatto è che non posso più tornare indietro, che non riesco a vivere con te né senza di te, credimi. Perché noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, di uccidere, stuprare, rapinare e vomitare critiche insensate, parlare e dire solo sempre inutili cazzate per un bisogno quotidiano di tensione. In questo sfoggio naturale di pazzia ci si può difendere innestando il modo dell'indifferenza contro questa crescita esponenziale di follia e di violenza, o ritornare indietro all'antica pazienza, o ritornare indietro. Ma io vorrei essere un'aquila, vedere il piano del mondo che inclina verso di noi e le leggi che si inchinano, lanciarmi a inseguire il tuo deserto e i poteri solenni e le porte dorate, cominciare di nuovo il viaggio.
Grazie. Questa non gliela diciamo, facciamo direttamente. Potete cantarla questa, vi prego. Vi prego. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Molto gentili. Adesso se non cantate mi arrabbio. Tanto cucurucucù e 100 di gravità non la facciamo. Quindi o sapete quelle difficili oppure non. Avete qualche richiesta, per esempio? Gli uccelli. Dai. Questa però l'avete chiesta adesso. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate
a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Migrano gli uccelli, emigrano con il cambio di stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo. Bravissimi. Molte grazie. Bravi anche. Adesso che ho scoperto che siete intonati, adesso faccio Mesopotamia, la sai? Così la cantano loro. No, volevamo farvi sentire un brano invece più della discografia, perché in genere di Battiato quando si fanno i tributi, eccetera, così sempre quelli più famosi, no? Però c'è stata una discografia, diciamo, più recente di Franco molto bella. Per esempio, Gomma Lacca, appunto, è un disco molto interessante. E dentro c'è un pezzo con il testo di Sgalambro che si chiama È stato molto bello, che troviamo sempre interessante. Splendono alla luce e 1000 barbagli trafiggono le palpebre. Il fuoco che brucia Roma è solo sprazzo, così mi incendi, con bugie di suoni mi possiedi. È stato molto bello. Finisce la tarda estate, è stato molto bello, si prolungano le ombre oltre la sera,
Non domandarmi dove porta la strada, seguila e cammina soltanto. Non domandarmi dove porta la strada, tu seguila e cammina soltanto. I colli dei cigni splendono alla luce e 1000 barbagli trafiggono le palpebre. Il fuoco che bruciò Roma è solo sprazzo, così mi incendi, con bugie di suoni mi possiedi. È stato molto bello, finisce la tarda estate. È stato molto bello, si prolungano le ombre oltre la sera. Non domandarmi dove porta la strada, seguila e cammina soltanto. Non domandarmi dove porta la strada, seguila e cammina soltanto. Io non invecchio, niente più mi imprigiona. Io non invecchio, niente più mi imprigiona. Io non invecchio. Grazie. Salute. Volevi un po' di vino? Okay. È grappa, ha detto. Non l'avete sentito al posto? È grappa. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you tonight. Controllori di volo pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle, navigare nello spazio. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight.
especially tonight. Vorrei stare in piedi, però poi mi alzo un attimo. Ecco, ok. Basta, un attimo. Prego. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. No, dovete sapere che per questa canzone e per un'altra che vi facciamo ascoltare però dopo, anzi no, ve lo racconto dopo questo aneddoto perché è molto interessante, ma ve lo racconto quando arriva il pezzo. Adesso facciamo una canzone, te la ricordi la prossima che facciamo? Da Flair, sì. Allora, Franco Battiato ha realizzato un disco, uno dei più belli, però che non è di sue canzoni, ma è un disco che ha avuto un enorme successo e io mi ricordo alla sua presentazione alla Sala Nervi a Roma, quando uscì rimasi 1999 se non sbaglio, rimasi assolutamente folgorato, non si sapeva niente. Lui arriva, presenta questo disco che era Flair, e dove dentro c'erano queste canzoni incredibili degli anni 60 che lui aveva fatto diventare assolutamente sue. Stasera vi facciamo sentire Te lo leggo negli occhi di Sergio Endrigo. Finirà, me l'hai detto tu,
ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, e nei tuoi occhi che piangono 1000 ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me, tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, e nei tuoi occhi che piangono 1000 ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me, tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Ok, grazie. Scusate, ho la voce a pezzi e ogni tanto va via. Nel disco che si intitola Orizzonti perduti, che è del 1985 se non sbaglio, 85, 83, 85, Guido Guerrera che dice? 85, 83, vabbè, comunque. C'era una canzone che Franco pensava diventasse un singolo, aveva scritto questa canzone che noi troviamo assolutamente stupenda e lui raccontava che l'aveva scritta perché fosse il singolo dell'album, è l'album dove per intenderci c'è La stagione dell'amore. Però lui disse quel pezzo lì dovrà diventare il singolo dell'album. La canzone ebbe sì il successo che ha avuto l'album, ma non trovò in effetti poi invece la strada della hit, ed è l'ultima canzone, la penultima canzone del disco, che si intitola Gente in progresso. Torneranno di nuovo le piogge, riapriranno le scuole, cadranno foglie lungo i viali e ancora un altro inverno che porterà la neve e un'altra primavera e poi soli di sabato in questa città dove c'è gente che lavora per avere un mese all'anno di ferie e poi nel bene, nel male, è una questione
sociale, coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Hare, Hare, Hare Krishna. Hare, Hare, Hare Krishna. Torneremo di nuovo ai progetti riguardo al nostro futuro, leggendo annunci sui giornali, girando per le agenzie, e avremo nuovi amici, vicini a nuovi amori, e poi soli di sabato in questa città dove c'è gente che lavora nelle fabbriche e negozi dietro a scrivanie, e poi nel bene, nel male, è una questione sociale. Coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Hare, Hare, Hare Krishna. Hare, Hare, Hare Krishna. Allora, diciamo che indicativamente più o meno un concerto piano e voce si sarebbe già esaurito qui, ma visto che c'è la diretta, Franco quando faceva i concerti, che arrivava alla fine, diceva: è inutile che facciamo dentro e fuori, che poi ci chiedete il bis. Giustamente, rimango qui, no? Volevo raccontare però un aneddoto, una cosa che mi piace sempre fare, raccontare qualche aneddoto diretto, quello del cammello. La sapete quella del cammello? Lui già ride. L'ho raccontato anche in televisione. Allora, una volta ero a casa di Franco dopo una serata che avevamo fatto in Sicilia, quindi io e Morgan dovevamo raggiungere Franco a Milo la sera per poi partire assieme l'indomani. Per cui arriviamo lì a casa, la cena eccetera, e a un certo punto per la stanchezza insomma Morgan si addormenta sul divano, boom, giù così, e rimango io seduto sul divano così e Franco in piedi davanti a me, imbarazzato perché eravamo rimasti da soli. Poi lui non era, molti lo descrivono Franco come questa cosa del silenzio, che fosse una persona, sì, era silenziosa e meditativa, ma lo era per affari suoi, diciamo così, non era uno che in mezzo alla gente faceva meditazione, anzi era una persona di estrema compagnia, aveva sempre qualcosa da raccontare, da dire, era estremamente simpatico, per cui trovarsi in una situazione così, diciamo a tu per tu con quello che dormiva e io che ero lì, era un po' imbarazzante, quindi lui mi sovrastava così. Allora, e allo stesso tempo vedeva che io ero imbarazzato, per cui a un certo punto mi fa: la sai la barzelletta del cammello? Io già cominciai a ridere, sudavo, insomma così, no? Perché Battiato lì a casa sua, non era tanto che lo conoscevo, era diciamo relativamente poco tempo, ed era forse una delle prime volte che andavo a casa sua. Allora te la dico, un cammello entra in un bar, si mette di profilo e cade, e comincia a ridere come un disgraziato. No, la trovo formidabile, così. E io che non sapevo che fare, a un certo punto mi sono un po' sforzato di ridere e ho cominciato a ridere perché rideva lui, ma e tra me e me dicevo: che cazzo avrà detto, che cosa... E ho cominciato a pensare ai Sufi, a Mustafa Mullah Barazani, sarà qualcosa relativo a Abul Qasim, cioè, non ti piace, non la trovi divertente? Sì. È bellissima, non trovi? Sì. Quindi ho fatto finta di sapere che cosa. Poi l'indomani, quando siamo andati a letto, quindi allora andiamo.
per la strada, per tornare giù poi a Riposto e poi Catania, eccetera, Marco Morgan era sveglio, dico: Marco, sai, ieri Franco mi ha raccontato questa barzelletta, un cammello entra in un bar e si mette di profilo e cade. E Marco mi fa: che cazzo? Per cui insomma adesso sono passati credo 15 anni più o meno e ancora io non ho trovato nessuno, quindi adesso invito anche voi che sappia che cosa vuol dire questa cosa del cammello. Perché poi ogni volta che lo incontravo io stavo per chiedergli, quasi gli chiedevo: Franco, ma poi l'hai raccontata, no? È formidabile. Quindi dovevo far finta di averla capita. Quindi adesso che purtroppo non ho più modo di chiederglielo, no, a chiunque lo chiede, gli amici: ma avrà raccontato la barzelletta? Sì, ci ha raccontato. L'hai capita? No. Un cammello entra in un bar, si mette di profilo e cade. E non si capisce proprio. Ma lui rideva, guardate, cioè io ve l'avrei fatto vedere. Era proprio... Avrà capito qualcosa che noi umani non... No. Adesso secondo me domani mi chiamate e mi dite: vi lascio il numero, poi all'ingresso. No, comunque lui aveva questo potere incredibile evidentemente di capire qualcosa che andava, adesso sono tra il serio e il faceto, come si dice, che aveva veramente una capacità di, oltre di essere, cioè, al di là di essere molto ironico, simpatico, eccetera, ma anche di cogliere delle cose. Ve ne racconto anche un'altra e poi un'altra ancora velocissimamente prima di andare avanti. Se vi piace, siete contenti? Non vorrei mai togliervi la musica. E comunque, una volta venne, questa prova non potrei neanche, è che ci sono le telecamere, perché a voi ve l'avrei raccontata. Comunque, vabbè, la dico lo stesso, è molto simpatica in realtà. Dunque, il suo pianista, Carlo Guaitoli, molto simpatico, anche lui, una volta si presentò lì a un concerto con questo bambino meraviglioso, che avrà avuto forse 2 anni, così. Adesso voi, Carlo Guaitoli ha questa testa così rotonda con questi grandi occhi chiari, no? C'ha questi occhi Guaitoli, Carlo. Quindi si presenta con questo bambino che è uguale a lui, identico, con questi occhioni giganti così, no? Questo bambino incredibile. Franco, che non aveva, era sempre, diceva assolutamente quello che pensava, arriva e evidentemente per la prima volta vede questo bambino e dice: ma è un alieno? Siamo rimasti tutti perché effettivamente il bambino sembrava un alieno stupendo con questi occhi così, fantastico. Vabbè, comunque no, ieri sera invece qualche sera fa stavo guardando Il Signore degli Anelli. Adesso Alessandro ci aiuta con gli accordi. Vi invito anche voi a cogliere questa cosa. Dunque pensate che nel 1998 Battiato esce con l'album Gomma Lacca, dove dentro, adesso non possiamo farvelo ascoltare, abbiamo solo il pianoforte a disposizione, ma vi invito poi a cercarvi queste cose. Nel 1998 esce con Gomma Lacca, il singolo è Shock in My Town, il primo singolo, che inizia con questa tonalità, con la chitarra, e fa... E c'è questa roba, e un coro che fa... Vai. Fai gli accordi? Ecco, no? E canta. Continua. Shock in my town. Velvet underground. Ho incontrato, eccetera, eccetera. Adesso io guardavo Il Signore degli Anelli anni fa, ma l'ho rivisto anche l'altra sera, per cui mi è tornata in mente questa cosa. E sento che nella colonna sonora del Signore degli Anelli, su la stessa base armonica e melodica, quindi lo stesso accordo, c'è un coro di elfi che fa identico. Adesso io vi invito ad andarvelo ad ascoltare, solo che Gomma Lacca, infatti ho scritto ad Alessandro ieri sera, e siamo rimasti, e l'ho scritto anche su Facebook, Gomma Lacca è uscito nel 1998, Il Signore degli Anelli è uscito nel 2003. Allora, o Franco è andato nel futuro, ha visto Il Signore degli Anelli e è tornato indietro e ha fatto questa cosa, o conosceva qualcuno della produzione del soundtrack del Signore degli Anelli, oppure è stato un caso di sincronicità. Però è molto interessante perché al di là
della struttura armonica e melodica, diciamo della parte proprio più tecnica della canzone, che sono 2 accordi semplici, un La minore e un Fa, con queste note così piuttosto ricorrenti nella musica, ma non è questo il punto è che sono gli stessi suoni, la stessa atmosfera, è identico, sembra quasi... E poi la cosa ancora più incredibile è che fai gli accordi La minore, a un certo punto Franco dice: rozzi cibernetici signori degli anelli. No, io vi invito veramente, non sto dicendo, andate a vedere, guardate le date, confrontate, la colonna sonora è disponibile, l'album è disponibile, io non ho una risposta a questa cosa. Quando ho interpellato i tecnici, Privitera, le persone con cui lavoro anche, porto i concerti in giro di Franco, Pinax, mi dicono che è un caso. Vi facciamo sentire un pezzo in siciliano. Strade parallele, aria siciliana che Franco cantò con la grandissima Giuni Russo. Domenica giornata di scirocco, fora non si può stare, piffare in poche frisco, metto a finestra a panettuzza e me vaio a riposare. A stiss'aria, caso potenza sciocchi bo pinzeri, a un cori vola, sentendo sprizzi d'acqua di fontana. Domo giardinetto, mi piace stare solo. Stiss'aria, caso potenza sciocchi mo pinzeri, un cori vola, s'allumbra picchi forma e ti presenti, non posso riposare, mi piace stare su. Mi piace stare su. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non
non cambierà. Non cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittatura. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. Grazie. Questa la dedichiamo a Guido. Dove tu da scamacca i carri interi, ogni tanto rassauno i loro bisogni e i muscoli ci abbulavano sopra. È una caccia di lucettoli alitturi nada ci commette me i saggi ginnici una buca a scuola sta finendo. Man mano che passo migliona sta frevi mi ciasin dall'ossa, con tutto che fora c'è guerra, mi sento stranizza d'amori, l'amori, e quando t'incontro lasciata mi veni nascosando cori, con tutto che fora se mori, innamori, in stranizza d'amore, l'amore. Alessandro Russo, pianoforte. Cosa fai?
Allora, noi avremmo finito. Lo so. No, fate un po' così. No. Bis. Ma siamo già nell'area bis. Area cis, tris. Allora, tutto sta, io le so tutte. Possiamo stare qua fino a domani. Anche un po' prima, domani vi dovete alzare. Però intanto vi facciamo sentire questa che diciamo che è la canzone centrale del tema anche di stasera, e vi racconto l'aneddoto che avevo anticipato prima quando ho fatto Prospettiva Nevsky. Allora, sia Prospettiva Nevsky che questa canzone che stiamo per fare fanno parte di quelle canzoni che Franco non aveva realizzato, ce le ha scritte ma non aveva realizzato del miracolo che aveva scritto. Sia nel caso di Prospettiva Nevsky che nel caso di questa successe che il discografico andò a casa sua a sentire il disco e gli fece sentire tutto il disco, tranne Prospettiva Nevsky, quindi tutto Patriots, tranne Prospettiva Nevsky. Allora il discografico, allora, nel 1980, parliamo sì dell'80, che era Magenzani ai tempi, dice: Franco, ma non c'è una canzone più... No, ma veramente avrei scritto questa... Un vento a 30 gradi? Ma come? È una minchiata. Dice: sì, ma la canzone più famosa del disco, insieme a Patriot. Stessa cosa succede poi praticamente 30 anni dopo, quando Franco Battiato scrive L'Imboscata, del discografico della Polygram Stefano Senardi va da lui e gli dice: sì Franco, l'album è stupendo, bellissimo, ma manca un pezzo che proprio, sai, discografici, no? Che funzioni, una canzone dei... Ci sarebbe una canzone d'amore, l'ho chiamata La Cura, e lui non la voleva neanche mettere nel disco. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che d'oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Grazie mille, Alessandro Russo. Grazie infinite a tutti. Buonanotte. Una cosa, potete anche stare lì dove state fermi, anche con le luci accese, lasciate le luci accese. No, perché prima durante le prove, lui giustamente, che è un terrone, come me, Alessandro, mi fa, ma siamo vicino a Grado. Dai. Ho fatto scalo a Grado la domenica di Pasqua, gente per le strade correva andando a messa. L'aria carica di incenso alle pareti, le stazioni del Calvario, gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati. Chi tollis peccata mundi miserere, dona eis requiem, dona eis requiem. Il mio stile è vecchio come la casa di Tiziano a pieve di Cadore. Nel mio sangue non c'è acqua ma fiele che ti potrà guarire. Lì si illumina d'immenso mostrando un poco la lingua al prete che dall'ostia ci si sente in paradiso cantando dei salmi un poco stonati. Agnus Dei, chi tollis peccata mundi miserere, requiem, dona eis requiem. Ciao, grazie.
Thank